Detto fatto, il consigliere comunale di opposizione Giacomo Nilandi aveva annunciato qualche giorno fa l'intenzione di regalare al neosindaco Bortolato il nuovo striscione con la scritta Verità per Giulio Regeni, in sostituzione a quello vecchio fatto rimuovere dal primo cittadino perché troppo sgualcito. E questa mattina, al termine del primo consiglio comunale a Mogliano, c'è stata la consegna. E adesso andiamo tutti quanti insieme a consegnare un regalo al nostro sindaco che tra l'altro ha compiuto gli anni pochi giorni fa. Sindaco Bortolato, abbiamo un regalo per il suo compleanno in ritardo, intanto tanti auguri di cuore, questo è per lei, se lo vuole scartare, viene da noi, dai cittadini e da Amnesty International. Grazie. Prego, lo scarti pure, non faccia il timido. No, ma lo mostriamo bene, Davide, insomma, cioè, è un vanto, ci credi, l'hai votato in consiglio comunale, l'hai dichiarato anche pubblicamente, mettiamolo bello, dritto, se qualcuno ci dà una foto diritto, il nostro nuovo sindaco con il nuovo striscione Verità per Giulio Regeni. Questo regalo apprezzato? Nì, nel senso che quello che c'era prima esposto nel municipio era sgualcito, l'ho fatto togliere. Il municipio non è un albero di Natale, è un edificio con vincolo monumentale dove le regole date dalla sovrintendenza ai beni architettonici sono ben chiare. C'erano anche altri striscioni e li ho fatti togliere, devono esserci solamente le 3 bandiere istituzionali. Quindi non tornerà ad essere esposto al municipio? Troveremo assolutamente un altro posto degno, visibile, e come c'è scritto tra l'altro nella delibera consigliare votata anche da me 3 anni fa. Intanto, come detto, alle 9:30 è stato convocato il primo consiglio comunale dell'era Bortolato con il giuramento del sindaco e l'elezione di Lino Sponchiado a presidente. A seguire poi tutta la parte istituzionale, terminata con la nomina dei capigruppo. L'ex primo cittadino, Carola Arena, sarà alla guida della lista Arena Sindaco. Una seduta che ha visto una grande partecipazione dei cittadini, molti coloro che hanno seguito la discussione all'esterno della sala consigliare. E non sono mancate le prime scintille partite dai banchi dell'opposizione, quando sempre Giacomo Nilandi, al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio comunale, ha proposto una presidenza itinerante. Quasi si sminuisce il ruolo facendo questa cosa della rotazione. A prescindere, è per definizione il Presidente del Consiglio una persona, un ruolo super partes di tutela, direi soprattutto anche delle minoranze.